Presentata a Treviso la nuova rivista dedicata all'Information Technology, un bimestrale uscito con il numero 0 qualche giorno fa. Vediamo i dettagli nel servizio. Presentato in conferenza stampa il nuovo progetto del gruppo Eurosystem Sistemarca. Si tratta di una rivista bimestrale, Login, dedicata alle innovazioni del settore Information Technology. A dare il via all'uscita del numero 0 l'amministratore delegato Giannello Piccoli, che sottolinea come l'evoluzione del digitale abbia determinato lo sviluppo di una nuova cultura, fatta di riorganizzazione aziendale e produttiva, e data dall'aspetto più importante, quello della personalizzazione dei prodotti IT e ICT. Login è un progetto nato a inizio di quest'anno, inizio 2012, ed è nato dal nostro gruppo con l'idea di comunicare dei contenuti che non siano solo informatici ma anche culturali per tutta una serie di aziende che possono essere target per la nostra attività. Sicuramente è un progetto ambizioso, importante, è un bimestrale di 100 pagine, dovrebbe riscontrare un discreto successo. Login si dimostra un modo differente di fare dell'innovazione cultura, intende far riflettere sui mutamenti che sono diventati indispensabili nel condurre il proprio lavoro e la propria vita. Scelta precisa quella di un'azienda che si occupa del settore informatico, che decide di realizzare un prodotto cartaceo con l'obiettivo di creare una community all'interno della stessa rivista per poter scambiare idee e opinioni e potersi confrontare con le più importanti evoluzioni del settore. Vogliamo comunicare cosa fa la nostra azienda e cosa fa il nostro gruppo, che occupandosi di informatica lavora in un ambito del nord Italia e si occupa di tecnologia e software gestionale per le aziende manifatturiere soprattutto. Questa è una cosa molto importante e in un momento come questo in Italia sicuramente i numeri del nostro gruppo sono importanti perché comunque riscontriamo un aumento di fatturato, riscontriamo un aumento di clienti, riscontriamo un aumento di personale assunto presso la nostra azienda. Non sono cifre importantissime, però è un segnale sicuramente molto positivo. I differenti approcci all'IT dati come spunto in Login danno l'idea che si possa parlare di cultura della tecnologia non solo attraverso il digitale, ma che ci si possa scambiare idee e bisogni anche semplicemente prendendo in mano un periodico di interesse nei momenti di pausa dal continuo contatto con i sistemi informatici. Vogliamo dare la possibilità ai lettori di prendersi una pausa durante le loro giornate. È una scelta un po' retro, ma dimostrazione che si può parlare di information technology e di innovazione anche attraverso un prodotto cartaceo, ribadisce Piccoli. Noi con l'uscita di un prodotto cartaceo volevamo sicuramente far sì che la persona che riceve un messaggio da parte nostra possa avere dei momenti di tranquillità per poter rilassarsi e leggere un qualcosa di importante, anche leggendo di tecnologia. L'intento nostro è quello di dire: non vogliamo stressare le persone inviando webmail, inviando documentazioni su internet che poi tutte le persone non leggono, ma vorremmo dare uno strumento che possa dare un momento di pausa. Quindi è sicuramente un po' retro la scelta di tornare sulla carta, ma credo che la carta dia una cosa molto importante.